Buonasera a tutti. Siamo al consueto appuntamento con le Sibille, ormai è diverso tempo che ci incontriamo il lunedì e il venerdì alle 21:30, dunque eccoci ritrovati, siamo nuovamente qui insieme, è praticamente passata un'altra settimana e vediamo un pochettino cosa ci riserva la serata. Io ho fatto una promessa, la promessa a Cristina, a cui non sono riuscita a completare la lettura per altre motivazioni, dunque ho promesso che le avrei dato la risposta in diretta. Prima però di rispondere a Cristina, vi dico le solite cose che riguardano consulti in diretta. Vi chiedo sempre di mettere nella domanda il vostro nome, la vostra data, una domanda precisa, chiara, che non lasci spazio a una doppia opzione, perché diventa difficile poi, essendo la domanda la chiave di interpretazione per la risposta. Dunque è chiaro che deve essere una domanda precisa. Se chiedete su qualcun altro, dunque magari il vostro amato, la vostra amata, eccetera, mettete per favore anche il nome e la data di questa persona. Detto questo, vi dico anche, per cortesia, non serve mettere la domanda 50 volte, perché tanto io rispondo la prima che trovo in ordine cronologico. Prima di continuare, vi ricordo che abbiamo ancora un appuntamento domani sul canale di Marietto Veneziano alle 16, dunque non mancate e vi aspetto ovviamente. Bene, detto questo saluto gli amici che sono collegati. Ciao Emily, ciao Manu, ciao Cira, ciao Marina, ciao Alessia, ciao Carmela, ciao Rosa, buonasera Marietto, ciao Roberta, ciao Melissa, ciao Tiziana, ciao Lucy, ciao Rossella, ciao Anna, ciao Nadia. Bene, vedo tante persone nuove questa sera. Ciao Concetta. Bene, le altre le ho già salutate. Benissimo. Allora, dunque, prima di cominciare con voi, mantengo la promessa che ho fatto a Cristina. Mi chiede per vedere la situazione con la persona che ama. Io ovviamente conosco già nomi, date, non sto a dirle qua, tanto sto mantenendo semplicemente una promessa con la Cristina. Vediamo un pochino dunque come questa situazione che mi ha chiesto con la persona del suo cuore. Allora Cristina, intanto è caduta questa, io penso sempre e sostengo che ci diano sempre un'indicazione non casuale, dunque la stanza è chiaro che o sentirai delle notizie da parte di questa persona o addirittura proprio un incontro con questa persona. Allora, sì, ti fa piangere, ok, sei sicuramente arrivata a eh, volerci vedere chiaro, sei stanca di piangere. Allora, dunque, allora Cristina, malinconia, belvedere, amica, stanza, gelosia. Allora, ops, non si vedono bene. Ecco, adesso si vedono tutte. Ti premetto che mentre le giravo ho già visto che non è una stesa semplice, non è una situazione spensierata. Effettivamente la tua sensazione è che la situazione stia andando a naturale conclusione sembra, come dire, quasi effettivamente confermata da queste carte. Magari leggono solo una tua paura, però effettivamente ci sono delle difficoltà, ma attenzione, adesso cerchiamo di capire. Mi sembra che però queste difficoltà vere e proprie si sviluppino nel prossimo futuro, quasi a dire che al momento non è ancora
del tutto arrivata ad uno strappo. Allora, la situazione già nel passato recente ha cominciato a procurarti dei dispiaceri, un senso d'aspettativa, però ancora, era, come dire, un'aspettativa positiva. Sì, c'era malinconia, probabilmente avete avuto dei momenti di maggiore intesa e, è possibile anche che la presenza di un'altra persona, che però non costituisce veramente un impedimento, alla vostra relazione, comunque abbia creato dei momenti di incomprensione. Al presente, donna di servizio, Imeneo, dottore e lettera. Beh, diciamo che c'è la volontà in realtà al presente ancora di darsi da fare, di concludere qualcosa. Cioè comunque, quel, vedi, ancora non dico l'entusiasmo, ma comunque una partecipazione e anche una volontà di mettere a posto le cose. Vedi che c'è la presenza del dottore, dunque, si direbbe proprio che, insomma, qualche sforzo ci sia per andare nella giusta direzione. Però domestico, costanza e sacerdote. Dunque sì, lui si rende presente, o comunque nel prossimo periodo, continuerà ad avere atteggiamento premuroso, però è un po' una costante del suo carattere, quasi come se facesse sempre così. Questo per te non è più una garanzia, una sicurezza, vedi che c'è il raffreddamento. Probabilmente, questo suo modo di essere non ti fa più sentire speciale rispetto ad altri, forse perché, ti rendi conto che magari è proprio così lui. Ecco, questo ti porta a farti una domanda, cioè fino a che punto lo faccia perché sei tu. Ad ogni modo, ti faccio presente che c'è ancora c'è qualcosa al momento, però più avanti vedi che è un po' più impegnativa la situazione. Credo che, lo strappo avverrà più avanti, non è ancora il momento. Forse tu lo percepisci essendo tu molto sensibile, io ti ho conosciuto, so come sei e hai delle percezioni molto sviluppate, magari tu lo senti già adesso in anticipo, ma attualmente non è ancora così. Però effettivamente più avanti è come se, avvenisse un qualcosa di improvviso, forse è proprio lui a prendere una decisione ad un certo punto, o magari a tirarsi indietro, o probabilmente può anche essere che invece, la subisca, visto che la disgrazia sembra piombare sulle spalle di questo mercante. Diciamo che non ti farai più tanto imbambolare dalle sue parole, ehm, dunque c'è poi, una discussione secondo me che metterà un attimo un grande stop a questa situazione. Vediamo l'esito. Ladro, amore, leggerezza, sospiri. Allora, vedi questo amore che comunque è vissuto nella segretezza, perché compare il ladro, mhmm, ha anche, secondo me ti ha un po' stancato. Tu vorresti qualcosa di più. Quella leggerezza vedi che ti tormenta. Probabilmente sai, c'è anche il rischio, il timore di compiere il passo sbagliato, la cosa sbagliata. Comunque effettivamente Cristina, quello che è uscito a te, io non so, non ho idea di cosa abbia visto tu, ma io ti confermo che, o almeno secondo il tuo sentire, c'è una situazione che sta degenerando, ma non adesso ancora, più avanti. Allora, ora rispondo ad Emily. Buonasera Hilde, ci rivedremo io, Emanuela 19 agosto 75 Marco 27 maggio 77, entro la fine dell'anno viviamo distanti. Allora, Emanuela, vediamo subito, Sibille ditemi se Emanuela e Marco si
rivedranno entro la fine dell'anno. Allora, beh, certo che cominci a sentire veramente tanta tristezza e tanta nostalgia, eh. Allora, ok, adesso così sono inquadrate. Dottore, riunione, fortuna, gran consolazione, sospiri. Allora, nel passato ha un po' rimesso a posto le cose, perché vedo dottore e riunione, dunque come se fosse venuta una guarigione attraverso l'incontro, e effettivamente è stata anche positiva, cioè l'incontro con dietro la fortuna è chiaro che è un incontro che ha avuto uno sviluppo favorevole e che, guarda, ha messo su, come dire, dopo questo incontro che è stato fatto nel passato, hai ricominciato probabilmente a sognare, ma l'attesa comincia a essere lunga, vedi che c'è, da che passiamo ai progetti, i sogni che possiamo andare a realizzare dandoci da fare, impegnandoci, ma qua avvengono dei ritardi. Dunque è di nuovo un po', presumo, che non vi vedete. Allora, costanza, disgrazia, lettera, pensiero. Devo dire che questo costanza e disgrazia sembra proprio che annunci un qualche tentativo che non è andato o non andrà esattamente a buon fine subito, nel senso che una riuscita viene interrotta, dunque probabilmente un progetto che avevate nell'immediato non si può realizzare e ne avrai notizia a breve. Questo però permetterà o comunque vi porterà a pensare alle soluzioni, ad eventuali altre opzioni. Dunque, lui farà una proposta, però non so se la coglierai proprio benissimo. Però tra allegria, allegrezza al cuore, artista, io penso che un incontro, cioè, mi dà comunque un'opzione possibilista. Mi sembra che la possibilità di un colloquio, comunque di un incontro ci sia, e anche l'alleggerimento, come dire, qualche bella notizia, qualche situazione festosa. Dunque direi che nonostante qualche discussione che potrà esserci su come vedervi, o che comunque tu tirerai fuori o che chiederai, insomma, una maggiore chiarezza, diciamo che poi vedo che appunto la cosa ci sarà. Allora, nemica, amore ammalato e omaggio preziosi. Allora, sai, ci sono delle situazioni che non sono molto chiare. Potrebbero essere causate o dall'intromissione da alcuni pettegolezzi, o proprio dalle interferenze che una persona fa e che porta dunque delle preoccupazioni. Ma vedi che ci sono delle preoccupazioni, ma anche, come dire, la possibilità che si potrebbero cogliere delle opportunità, ma ci si fa prendere troppo dallo sconforto. Dunque, diciamo che bisogna alleggerire un po', perché l'opportunità c'è se non viene sprecata. E magari il problema è, il rischio potrebbe essere che un abbattimento o, come dire, una resa possa far pensare che la cosa non vada, ma io penso che invece dovrebbe esserci l'incontro prima di fine anno. Allora, intanto saluto il Marietto che dalla regia manda a tutti la buonanotte.
Dunque, a domani Marietto, e grazie di tutto. Bene, rispondo a Manu, che mi chiede tra lei e il suo compagno, Manuela 26 gennaio 81, Marco 26 luglio 80. Buonanotte Marietto, grazie. Allora, vediamo. Sibille per favore, Manuela e Marco. Vediamo un po' il prossimo periodo, come procede la relazione fra Manuela e Marco. Grazie. Questo messaggero allora, vediamo un po'. Ok, poi l'esito che è qui, vediamo, lo vedete? L'esito che è qui, non riuscivo a inquadrare il puntatore, io uso, se mi piace sempre puntare le carte come fanno a scuola alla lavagna, sono fatta così. Allora, messaggero, falsità, casa, militare e artista. Allora, devo dire che ho la sensazione che nel passato, che influenza tuttora lo stato delle cose, una cosa che ti ha nascosto deve averti, cioè c'è una cosa che ti ha nascosto. Non so se l'hai già scoperta, probabilmente la stai per scoprire o l'hai scoperta di recente, però vedi che c'è messaggero, falsità, dunque o non ti ha detto tutto riguardo una comunicazione che ha ricevuto, oppure lui ti ha dato una notizia non vera, riguardo qualcosa legato alla vostra casa, al vostro rapporto, vedi che c'è anche qui la carta di un segreto. Diciamo che non è chiarissimo, sembra proprio che o avete indossato entrambi una maschera, oppure appunto c'è un qualcosa che non è stato detto o manipolato, diciamo pure. Però, a parte questo che può aver portato qualche discussione oppure la presenza di un segreto, non c'è grandi cose nella linea del passato. E adesso che un po' vedi che c'è Amatrice, disgrazia, Imeneo e speranza, dunque probabilmente o siete reduci di una recente e forte discussione, oppure c'è nell'aria un qualcosa di forte che va ad affliggere il vostro rapporto. Vedi che c'è disgrazia attaccata all'Imeneo, la presenza qua della matrice, dunque della donna amata o che ama, una donna del passato, possono essere tanti i significati legati a questa figura, potresti essere anche tu comunque, potrebbe parlare proprio di te e dunque soprattutto su di te questa sensazione di disastro annunciato o di grande delusione, incomprensione, capisci? Sembra proprio che su di te pesi maggiormente la faccenda. Nonostante ciò, questa è una carta ancora favorevole, di speranza nei confronti del futuro, una carta che comunque apre a un potenziale nel tempo, in maniera e in chiave ottimistica. E qui vedo anche, come dire, una specie di ripresa, un darsi di nuovo da fare, anche se c'è un po' di timore nei confronti probabilmente o di qualche azione, oppure addirittura potrebbe anche esserci qualcosa legato
a posti lontani, magari potrebbe parlare di luoghi lontani da casa, non so come mai ne faccia menzione. O c'è il rischio di fare qualche cosa, oppure invece è proprio un bisogno di rinnovamento che avete, di ricominciare a progettare, magari avete bisogno di nuova linfa o di andare da qualche parte insieme, progettare un viaggio da qualche parte. Vedi però che mercante, riunione, amica, comunque sembra che bene o male qualcosa possa ripartire, perché il mercante ovviamente è lì per fare affari, ma per fare anche dei miglioramenti o dei nuovi inizi o qualcosa che possa partire da nuovi presupposti. Ovviamente apre a capitoli positivi, soprattutto perché dietro abbiamo una carta di esito, di riuscita. Anche la carta dell'amica può parlare veramente di un'amica oppure del superamento di un momento di difficoltà e dunque di armonia ritrovata. Ok, dunque, dai, che il momento brutto lo stai passando adesso, vedo che poi qualcosa andrà un po' meglio, non so se però magari la tua delusione o la tua arrabbiatura o il problema che magari state vivendo può essere legato a una figura che sta lontano, ma che in qualche modo ha creato e magari fa parte di questo segreto. Comunque, vediamo un po'. Deliranti, prigione, diciamo che c'è un qualcosa che ti tormenta, probabilmente o c'è confusione nelle comunicazioni, o non capendo più, o ci sono delle menzogne, dei pettegolezzi, questo chiaramente fa riflettere, ma ferma anche, frena tanto la situazione. Devo dirti però che devi stare tranquilla, come se fosse una rinascita di un rapporto già molto consolidato. Allora, proseguiamo, andiamo avanti. Allora, Cira, buonasera. Vediamo se sei ancora nei pensieri di Sabatino. Siccome è una domanda, vediamo di fare una stesa di 7 carte, ok? Così vediamo un pochino, vediamo un po' se sei nei suoi pensieri e se vediamo che intenzioni ha. Guarda, è caduta questa, dunque secondo me in questo momento è molto confuso, o comunque lo confondono anche persone con cui magari si confronta e che non lo aiutano a restare lucido. Vediamo un pochettino. Allora, se sei nei suoi pensieri, lo sei, vedi che c'è costanza, casa, dunque direi proprio di sì, però sai che secondo me si è un pochettino inorgoglito, poi lui 24 marzo, qua abbiamo un Ariete, questi sono tipi particolari, dunque abbiamo evidentemente anche il fatto che comunque ci sono delle situazioni, vedi che la superbia vicino al lato ingrandisce, no? È come se avesse un fattore dilatatorio nei confronti dell'ammalato, dunque è possibile che lui sia in un momento di difficoltà, dove comunque sì, ti pensa, ma vedi che ha dei momenti dove probabilmente vede la cosa più nera di quella che è. Però guarda qua, allegria, riunione, amante, cioè lui sta anche pensando, secondo me, vedi che continuano a dire che c'è un ritorno e devi avere un po' di pazienza, Cira comunque lui il pensiero ce l'ha, sarebbe venuto altro se no. Allora, vediamo Marina. Ciao a tutti, scusami Inde per lunedì scorso per aver fatto una domanda. Ah no, figurati, però Marina, io ti avrei chiesto, dov'è la domanda? Non la vedo. L'hai messa sotto?
vabbè, poi mettila. Vediamo chi c'è. Alessia, Mirko, 19 aprile 85, tiene all'amicizia di Valentina, 14 aprile 86. Allora, vediamo un po' se Mirko tiene all'amicizia di Valentina. Anche qui, non sapendo bene, vediamo, faccio 7 carte. Poi se qualcosa non è chiaro stendo, vediamo se Mirko tiene l'amicizia di Valentina. Insomma, lo vedo bello freddino, Mi sembra più rassegnato e solitario che non... Vediamo un po'. Boh. Ti posso dire che secondo me Ni, guarda, sinceramente sì, lui hanno avuto sicuramente delle conversazioni che li hanno avvicinati molto, però guarda, da un certo momento in poi è andato tutto in malora, o che è subentrata qualche altra persona e che dunque magari ha allontanato un po', però vedi che è fermo, il nemico, sì, ok, cioè, resta sempre disponibile tutto, però io qua a dirti che proprio ci tenga, in passato sì, in passato c'era anche armonia, si era raggiunto anche un certo grado di intimità e forse magari anche un qualcosina in più. Poi però è subentrato qualcosa, cioè vedi che non, dirti che sinceramente adesso che ci tenga faccio un po' fatica, C'è un qualcosa che è successo, o qualcuno si è intromesso creando appunto vedi, c'è anche il nemico, dunque c'è stato un qualcosa che ha bloccato questa cosa qui, Lui continua probabilmente a essere gentile, però no, non sembra tanta felicità questa di avere questa amicizia al momento. Boh, vabbè. Allora, andiamo avanti. Vediamo. Melissa. No, Melissa, sono due domande diverse, non posso in una stesa risponderti se Luigi è felice con Paola e cosa pensa di Lucia. È un po' difficile che riesca a darti due risposte così. Scelgo io e scelgo la prima. Vediamo se è felice con la sua relazione con Paola. Allora, Luigi e Paola. Vediamo se Luigi è felice nella sua relazione con Paola. Diciamo che il taglio sembra più che facciano le cose per senso del dovere. Ma allora, non è più una relazione proprio tanto armoniosa, C'è già stato un primo o un recente nel passato problemino che ha rallentato molto, però hanno reagito, o comunque, visto che la domanda riguarda questo Luigi, diciamo che poi comunque ha fatto una specie di scelta di starle vicino, di conservare appunto mi sembra appunto che abbia proprio intenzionalmente riconfermato, comunque scelto, no? Di stare con la sua compagna, che direi questa Paola. Però vedi, dispiacere, imeneo, deliranti, sono degli alti e bassi, fermo restando anche che
ci sono delle incomprensioni, delle discussioni, dunque sì, non è che lui, cioè non è proprio felice, però la cosa regge. Dirti che è felice con queste due carte proprio che circondano la carta del rapporto, del matrimonio, no, però vedi che comunque va comunque bene, perché c'è questa carta di riuscita. Dunque magari stanno attraversando un periodo un po' così, però non vedo, non ci sono carte di rottura al momento. O carte che facciano intendere che lui non sia felice. Allora, Gaetano, 27 gennaio 97, lo prenderanno, lavora in una ditta questi giorni. Allora, non è che mi dovete scrivere i segnali di fumo, i messaggi Morse, potete fare anche una domanda più articolata. Allora, vediamo se prendono Gaetano a lavorare in una ditta in questi giorni. 27 gennaio 97, vediamo un po'. Allora, Gaetano. Ma dovrebbe ricevere una chiamata, una notizia. Allora, fedeltà, sospiri, nemica, donna maritata, superbia. Allora, diciamo che riguardo al lavoro nel passato, un posto dove comunque lui si era molto impegnato, o dove comunque era bravo e si sapeva far apprezzare, però qualcosa, vedi, tra attesa, sospiri e nemica, dunque si deve essere creato probabilmente un problema legato forse a una sospensione del lavoro che doveva essere temporanea e invece è diventata lunga, creando veramente delle difficoltà, dei problemi, o comunque ci sono state delle incomprensioni magari con il o la titolare, perché qui sembra proprio che qualcosa non andasse con una persona in particolare, che poteva essere anche proprio o una collega però o qualcuno un po' superiore a lui, non lo so. C'è stato, vedi, un problema nel passato, però attenzione, la domanda è rivolta al futuro. Artista è chiaramente il colloquio a cui lui è stato, però vedi che qualcosina non è andata proprio nel verso giusto e probabilmente deve fare attenzione perché magari gli hanno detto qualcosa che poi non sarà completamente rispondente alle aspettative o al tipo di colloquio che ha avuto, o forse il colloquio non è sembrato normale, nel senso qualcosa, mancava qualche informazione o qualcosa che, boh, non proprio al top, però vedi che c'è l'attesa che arrivi una notizia che in effetti si conferma che arriva questa notizia, questa chiamata. Tra morte, gran consolazione e consolante sorpresa comunque abbiamo evidentemente un tipo di chiamata che cambia completamente le basi prestabilite del colloquio. Cosa voglio dire? Che probabilmente il colloquio era stato fatto per una posizione o per un tipo di attività e magari lo chiamano, però gli danno tutt'altra mansione. Cioè vedo proprio un cambiamento, uno stravolgimento che però comunque andrà bene. Dunque, direi di sì. Andiamo avanti. Allora, Anna, vorrei sapere se un progetto artistico che ho andrà a buon fine. Anna, 20 ottobre 93. Grazie. Allora, Sibille, ditemi se il progetto di Anna
nata il 20 ottobre 93, andrà a buon fine, grazie. Allora, ritengo che tu per questo progetto debba incontrare o comunque fare ancora qualche incontro, qualche colloquio con qualcuno. Probabilmente è un progetto che, anche se è tuo e se gira intorno al tuo lavoro, alla tua idea, comunque ha bisogno ancora di potersi interfacciare con qualcuno, perché questa è una carta delle notizie, ma anche dei colloqui, degli incontri. E vedi che qua c'è qualche impiccio, qualche difficoltà. Però vediamo. Allora, dunque, messaggero, domestico, mercante, scusami, malinconia e dispiacere. Allora, probabilmente all'inizio, soprattutto all'inizio del tuo progetto o comunque nel passato recente, hai avuto degli scambi, probabilmente messaggi, telefonate, con una persona che poteva essere un collaboratore o comunque qualcuno che all'inizio ti stava dando una mano e c'era magari la necessità o la possibilità di trovare un compromesso, ma in realtà vedi, malinconia, dispiacere, qualcosa è andato storto, almeno nel passato recente. Ancora adesso c'è qualche problema, forse non sei del tutto sostenuta, oppure ci sono ancora degli ostacoli, delle problematiche che non sono ancora venute fuori del tutto, perché questo è qualcosa che lavora nell'ombra, dunque qualcosa che ancora non ti ha, no, cioè ha già colpito, cioè già sta agendo, ma di cui ancora non vedi gli effetti, però cosa vediamo che segue però la fortuna, il pensiero, dunque la tua idea è valida ma è ancora un po' confusa o comunque ci sono delle questioni da chiarire o persone che ti danno informazioni non del tutto affidabili, dunque diciamo che devi fare un po' attenzione, ma adesso, nell'immediato. In futuro comunque vedi che consonante sorpresa, superbia, fedeltà, mi sembra proprio che cominceranno a prendere forma i tuoi progetti, dovrai secondo me rivolgerti al sostegno o consulto, a fare un colloquio probabilmente con una persona esperta nell'ambito o legale o amministrativo, burocratico, vedi che qui c'è questa persona che ti deve sostenere e dare una mano, anche a livello legale, ma potrebbe essere anche che tu debba rivolgerti a 2 persone, ok? Però vedi che questo parla di buone possibilità, buone opportunità. Anche le carte di esito comunque sono favorevoli perché sembra proprio che un incontro che tu aspetti da tempo si verificherà e che dirti, sembra proprio che riceverai anche degli ottimi consigli. Al momento diciamo che devi valutare bene alcuni aspetti, però le cose le vedo pressione, cioè se ti muovi non vedo difficoltà nel realizzare qualcosa. Allora, Nadia, vorrei sapere se troverò un lavoro serio a breve, 12 febbraio 80. Allora, per favore, Sibile, ditemi se Nadia trova un lavoro serio a breve. Al momento un po', o c'è una persona che ti aveva dato una parola e che poi si è bloccato, comunque al momento un pochettino è fermo.
Allora ascolta, sì, secondo me comunque è un sì. Guarda però che vedi che c'è la carta del nemico e della gelosia nel tuo passato, dunque secondo me è un qualcosa, cioè qualcuno ha agito contro di te e questo t'ha procurato una grande, enorme delusione, forse ti ha spinto anche ad andartene da un posto dove eri. Comunque ti ha dato la possibilità anche di cambiare, di iniziare qualcosa di nuovo, forse in fondo ne avevi bisogno. Allora, ora le tue preoccupazioni sono proprio legate al lavoro, ma ti vedo a fare dei colloqui anche più di uno, tra l'altro nel breve tempo, se non che già qualcosa l'hai fatto, perché questa è la linea del presente. Allora, vedi che sei una donna molto volenterosa, dunque secondo me non avrai tanta difficoltà. Infatti guarda che c'è l'esito favorevole, attenta soltanto magari a qualche momento, un po' così, cioè cerca di non mostrare orgoglio oppure, di non raccogliere magari certe sfide, ecco, fai finta di niente. Comunque vedo che andrà molto bene, vedi che c'è anche il consolidamento, una proposta comunque vantaggiosa per te. Più di una proposta, forse è questo quello che vogliono dire, forse ti troverai nella situazione di dover scegliere. Dunque stai tranquilla. Messaggero, pensiero, sospiri, falsità. Allora, magari una delle proposte non è esattamente la migliore, dunque valuterai poi molto bene, però devo dire che te ne arriverà anche qualche notizia che ti farà riflettere, mi raccomando, perché ho la sensazione che tu abbia paura all'idea di doverti allontanare. Comunque c'è qualche buona occasione da cogliere al volo. Uh, sono volate delle carte. Ok. Io ho ben sforato il mio orario, avrei voluto rispondere a tutte, ma siete tantissime e dunque io vi invito comunque a tornare lunedì, io sarò di nuovo in diretta lunedì alle 21:30, ovviamente risponderò alle persone a cui non ho risposto, cioè quelle persone a cui ho già dato una risposta oggi, ovviamente se anche mi dovessero scrivere per la prossima volta non risponderò dando spazio agli altri. Dunque vi invito a tornare a trovarmi, vi aspetto lunedì sera alle 21:30 sempre qui su questo canale, mentre domani pomeriggio vi ricordo che c'è il Marietto Veneziano alle 16 sul suo canale YouTube. Se non lo conoscete, cercate Marietto Veneziano su YouTube e troverete sicuramente il suo canale, c'è solo lui con questo nome, dunque. Bene, io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata, ci ritroviamo qui come ho detto lunedì. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hilde, buonanotte.